È un invito a fare della Chiesa veramente un luogo di riflessione condivisa. Non può essere pastore chi non è eletto dal gregge. L'elezione di un vescovo deve essere frutto della partecipazione del clero e del popolo. È un accorato appello alla Chiesa trevigiana a battere un colpo, quello contenuto nella lettera aperta di 8 sacerdoti della Marca in vista della nomina del successore a Monsignor Andrea Bruno Mazzocato, trasferito ad Udine, e a chiedere la partecipazione diretta delle parrocchie e dei fedeli, anziché la nomina imposta dall'alto della curia. Non sono preti di frontiera, borderline rispetto alla dottrina ufficiale, ma 8 sacerdoti ben noti nella Marca per l'impegno pastorale. Noi diciamo che ci deve essere questa partecipazione comunitaria in maniera che sia il più larga possibile e non solo un affare di alcuni, deciso poi ai vertici. Noi vogliamo che i vertici ascoltino un po' la comunità, tutte le componenti della comunità, clero e popolo di Dio. Un invito ad una riforma della Chiesa attraverso una profonda riforma di struttura che torni ad avvicinare i cristiani ai poveri e agli esclusi, ed infine un ultimo appello non solo di sostanza ma anche di forma: tornare a chiamare il nuovo vescovo non eccellenza ma semplicemente fratello vescovo, parole che non possono non far tornare alla mente San Francesco e che sicuramente faranno discutere in Vaticano.